Amici bellini, quanto tempo è passato? Un mese? 2 mesi? No, un giorno, ma comunque mi mancate, mi siete mancati e ritorniamo magari con questo video e più tardi anche live perché ho un'ideuzza durante la partita dell'Italia magari, ma oggi vi devo parlare di una cosa perché a me mi mancate troppo il calcio, la tattica. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Quindi vi invito a scaricare OneFootball, che è un'app che vi tiene aggiornati su tutte le cose che vi interessano della vostra squadra, ma se voi scrollate, no? Scrollate, misto inglese e italiano, ma comunque, se voi scrollate, bene e buono vi possono capitare anche delle curiosità, delle cose che uno non sa, non si aspetta, non sa o non pensa, o, queste notizie qua che è molto divertente, fumavano a pace, gozzavano malamente, fumavano, ma quelli rispettano tutte le regole, sono degli esempi di virtù, di lealtà, di sportività, ma lasciamo perdere, allora vi invito a guardare tutto il video perché ci sono delle novità. Guardate un attimo un'anticipazione, poi dopo solamente gli amici veramente bellini lo guarderanno fino in fondo, altri a cui interessa solamente la tattica, si parlerà di tattica. Parlando di tattica, la mia idea oggi, dovendo valutare l'ipotesi dell'infortunio di Osimhen, ecco che quando per esempio avevamo Mertens in poca forma e dovevamo ipotizzare un vice Mertens, se l'infortunio di Osimhen fosse grave, e pare di no, però ancora non si sa, dobbiamo porci il problema e capire se manca Osimhen, se mettere direttamente Petagna e lasciare perdere tutto il resto, oppure, e quindi facciamo un pochino di ipotesi tattiche in questo momento e voi, ma voi, diceva Ugo D'Alessio, voi dovete rimanere in questa casa con i fantasmi, questi fantasmi. Edoardo, cultura. Voi mi dovete dire nei commenti quale pensate sia la migliore, quale pensate che invece Gattuso farà, perché sono due le cose, no? Secondo me Gattuso fa così, ma per me sarebbe meglio in questo modo. E facciamo queste varie ipotesi. Una ipotesi è di confermare ovviamente la linea dei tre con Insigne, Mertens, Lozano, o Politano. Lozano grande forma ultimamente, quindi credo Lozano, Insigne, Mertens, Lozano, con Petagna prima punta. E qui il primo panchinaro, la punta di riserva, lo tieni là, lo metti dentro e così cambia un pochino, cambiano molto le caratteristiche, quindi cambia il modo in cui giocare il Napoli, però questa è una delle ipotesi, è quella là dove non sposti gli equilibri della tre quarti, sposti solamente il finalizzatore. Non lo so, però sai, è una delle cose, questo è commento a margine, ma adesso le svisceriamo un pochino tutte. Un'altra ipotesi invece è quella di rimettere Mertens prima punta. Questa è una cosa che noi in estate l'abbiamo detto, ragazzi, il titolare sarà Mertens, Mertens ha rinnovato, Mertens vuol dire che deve continuare a segnare, sta là, mettere Mertens prima punta, mantenersi magari Petagna per un secondo tempo e vedere un pochino, a volte se devi mantenere palla, se devi mantenere il risultato, se vuoi sfondare, quindi come riserva, e poi a questo punto ritorniamo al problema del sottopunta, se confermare Insigne a sinistra e quindi mettere Zielinski dietro Mertens con Politano Lozano, oppure, come qualcuno pure vi diceva, mettere Insigne sotto punta, Lozano a sinistra e Politano a destra. Questa è un'altra ipotesi, anche se sappiamo che Insigne tira un po' di capricci quando deve lasciare la fascia, poi la lascia durante la partita in maniera naturale, si accentra eccetera, ma partire centralmente un po' troppo stretto da avversari, lui utilizza la linea come compagno, capito? La linea del fallo del laterale gli serve perché ha proprio mentalmente tutte le distanze, la utilizza bene, insomma. Questo è una delle possibilità. Ecco perché Insigne non diventa Gomez. Ed ecco perché Mertens potrebbe diventare Gomez, perché Mertens è più duttile. Questa è un'altra ipotesi. Oppure abbiamo il buon Elmas che può andare lì sotto punta
confermando Insigne quindi a sinistra. Non ci metterei Politano, perché anche lui come Insigne sta bene più sulla fascia. Non ci metterei Lozano assolutamente, perché da esterno è devastante. Quindi per me, se vogliamo mettere Mertens in attacco, attaccante proprio, prima punta, dietro ci puoi mettere Zielinski o Elmas. In un'ipotesi esagerata anche Fabian, ma non credo sia questo il momento, il caso di fare esperimenti. La partita col Milan sarà dura. Non hanno Pioli in questo momento, nel senso l'allenatore ha dovuto, risultato positivo, ha dovuto far saltare l'allenamento. Ieri, l'altro ieri ho perso il conto del tempo. Ma ragazzi, uno dietro all'altro. Brozovic, la situazione con Vida che abbraccia Modric e praticamente tutto quanto logo. Io pure Real Madrid, considerare che il protocollo calcio funzioni alla grande e protegga i giocatori, protegga il sistema, è una follia. Cioè, voi dovevate prenderci da esempio, no? È successo Genoa, benissimo, Genoa è un allarme perché tutti quanti tranquilli, pochi di loro, 2 di loro, poi 20 di loro. Allora bisognava utilizzare quella cosa là, guardare, cambiare il protocollo, fare delle ipotesi magari di tempi di incubazione, e se ci sono situazioni gravi che poi si sviluppano, poi non si è sviluppata, yes, bene. Ma abbiamo visto che basta viaggiare un pochino di più che ti tornano tutti positivi. Allora, a parte le nazionali che sono veramente inutili, lasciano il tempo che trovano, ma è proprio sto protocollo per continuare a giocare a pallone che non funziona, che non sta tutelando i giocatori alla fine. Vabbè, comunque, il discorso ASL lo teniamo in sospeso, perché, vabbè, a parte le fake news, non è nemmeno fake news, la narrativa che è passata oramai, e quindi la gente, ma io mi rendo pure conto, tu che vieni a commentare per sfottere, oppure che per dire volevate fare i furbetti, pagliaccetti, pagliacci, mi rendo conto che tu non ti vai a leggere i libri di giurisprudenza, non fai le interviste col giudice Picardi, coi giudici. Come posso pensare? Non l'avrei fatto io. Se alla Juventus fosse successo tutto questo, non mi sarei messo probabilmente a studiare tutto il caso, a leggere la sentenza e dire: ma aspetta, se veramente poi l'ASL ci aveva già bloccato il venerdì, perché non c'è la forza maggiore già venerdì, visto che... Ma insomma, l'abbiamo già sviscerato e capisco i vostri commenti, quindi o vi rispondo TVB, oppure non vi rispondo proprio più, perché io preferisco dare tempo agli abbonati, agli amici bellini, a quelli siete iscritti al canale Telegram, iscrivetevi subito al canale Telegram, se no vi perdete le notifiche. Forza. E poi tra un po' c'è il mio compleanno, quindi sto pensando una cosa, però questo è fine video, quindi solamente quelli che veramente seguono lo fanno fino alla fine. Per chiudere il discorso dell'attacco del Napoli, cosa ne pensate? Mettereste Llorente prima punta? Fareste rientrare Milik in squadra? Queste sono stupidaggini che ovviamente... Oddio, Llorente fa parte, però non credo, magari te lo porti in panchina, se fai giocare Petagna dal primo minuto potrebbe essere anche un'ipotesi, e se mi sono scordato qualche ipotesi fatemela sapere voi nei commenti. Adesso è il momento di dire questa cosa, ragazzi. Vedete nello sfondo, io ho fatto questa piccola unboxing, anzi facciamo proprio così, guardate. Che ne dite? A me fa impazzire, è un colore anche diverso. A me, vedete l'azzurro della sciarpa, questo è un colore un po' più pastello, che adoro. E poi nel caso in cui serve sicurezza, finalmente, come vedete, anche se ci volete mettere, perché questi non sono dispositivi di sicurezza, comunque aiutano, evitano che sgoccioli, però ci puoi mettere anche un filtro tuo. Ragazzi, io ho fatto questa collaborazione con Oplix, che è una ditta italiana napoletana, quindi sto ragionando sui prezzi, sui prodotti, perché vorrei, se posso darvi dei prezzi inferiori, io veramente è lo stesso, sto facendo dei calcoli, più o meno è lo stesso, o lascio i prezzi dello store internazionale, dove poi mi devo accollare le tasse e la spedizione, o vi do questi prezzi più bassi, dove la spedizione la scegliete voi, magari volete spedita, magari la volete di meno. Alla fine, se posso dare un prezzo migliore per voi e arriva più in fretta, perché Italia per Italia,
lascerò lo store per l'internazionale ovviamente e poi dovrò mettere tutti i prodotti insieme. Ci sto lavorando, abbiate pazienza, sono cose, sono esperimenti che faccio, tutti i link sono in basso in descrizione. Ovviamente questa qua è speciale perché, come vedete, si vede come se fosse una maglietta di calcio. Prima o poi tornerò a giocare a pallone da New York. Valerio Fluido è tutto, se ve lo siete visti fino in fondo, sei tu, proprio tu, sei il mio eroe o la mia eroa. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Valerio Solido, no, Saverio Solido, non mi ricordo.